guardando ao glorioso teu volto, que risplende de amor e sume. Benedito teu nome eterno, que tu parla que ascolta col cor, de justiça, de amor e superno, de alegreza, de paz e esplendor. Parla, parla, meu core, poi dire, grande coisa e benigno Senhor. Eu sou pronto, disposto a obbedire la parola del grande tuo amor. Benedito teu nome eterno, que tu parla que ascolta col cor, de justiça, de amor e superno, de alegreza, de paz e esplendor. Adesso vorrei invitare la sorella Jéssica per lodare al Signore. La voce della donna è meglio, no? Per lodare. Per me, io acho meglio, mi piace una donna lodando al Signore. Saluta a Chiesa com a paz do Signore. Amen. Lodiamo 508. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e descopro la vera ragione perché eu vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e descopro la vera ragione perché eu vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore,
La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore. Per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Aleluia. Louvamos ao Senhor com 526. 526. Amore grande, profundo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa igualar-se ao grande amore del mio Salvatore. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, e Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor, e solo ti ama, ti compreende, ti guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, e Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor. Alleluia, gloria a Dio, che Dio è grande per noi. Alleluia. 603. 603. Jesus, te adoramos, proclamando-te re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lode noi ti esaltiamo, em noi ti adoriamo. Di un lode un trono ti prepariamo, di un lode un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei re. Gesù, ti adoriamo, proclamando-te re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lode noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo,
Gloria a Dio, fratelli. La nostra felicità è sapere che Dio è con noi. Se Dio è con noi, quem sarà contra di noi? Né? Como em Brasília c'è uma parola, se Dio è con noi siamo la maggioranza. Si dice così? La maggioranza, perché se tu está solo, non c'è un uomo che ti aiuti, non c'è soldi, non c'è una casa, ma se Dio está con te, tu c'è la sicurezza che tutto irá bene, come si dice? Andará bene. Andará bene, perché Dio è o nostro sostegno. Dio sostenha tutte le cose. La Bibbia è la garantia di questo, perché Lui è il creatore, anche sostentatore, si dice così? Sostenitore degli universi, di tutte le cose. Amen? Che Dio noi aiuti, si dice così? Ti aiuti. Ci aiuti. Amen. Adesso, fratelli, vorrei invitar o nosso pastore João, è arrivato, está con noi. Uma surpresa, como si dice? Una sorpresa, c'è lui qui, ma è sempre buono, c'è o nostro pastore qui, no? La sua presença speciale in mezzo a noi. Vorrei invitá-lo per lui continuare il culto. Amen? Amen. Dopo lui starà qui avanti. Glória a Dio, fratelli. Adesso vorrei invitare la sorella Josiane per fare una preghiera per la missione. Oggi è il culto della serata missionaria, né? Que noi possiamo pregare a Dio, parlando con Lui la necessità della opera di Dio, che Dio può fare una cosa nova in mezzo a noi, alzare, operare, che Lui venga com salvezza. Amém? Glória a Dio. Pace tutti. Eu quero, como é, antes de falar, prima de falar, que vorrei leggere un versículo que Dio parla para noi, ou per noi. Isaías 40, versículo, capítulo 31. Ma quelli che spera nel Signore acquistano nuova forze, si alzano in volo come aquila, corrono e non si stancano, camminano
e não se afaticam. E como ai Deus meu, el hermano parla, el fratello fala que não, se estamos, se somos mais muitos, não, porque estamos com Deus, se siamo com Deus, siamo maggioranza, perché non siamo solo uno, no? Somos quattro, il Padre, Figlio e Spirito Santo. Amém? Glória a Deus. Preghiamo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais a tua presença, mais um dia na tua presença, Senhor, na tua casa, aonde, Senhor Jesus amado, sabemos, meu Pai, que tudo, Senhor Jesus querido, tu que saí daqui, Senhor, és tu, Senhor, que está na frente de todos aqueles que tiverem oportunidade. Pai, queremos te pedir, clamar a ti pela tua obra, Senhor. Aqui, Senhor, na Itália, todos os obreiros, meu Senhor Jesus, todas as bases missionárias, o teu trabalho aqui, Deus, que haja prosperidade, que haja salvação de alma. Queremos te agradecer, Pai, pela vigília ali, aonde tu batizaste, aonde tu curaste. Vimos, Senhor, o teu poder naquela madrugada, Senhor, que estávamos ali, Senhor Jesus amado, envolvidos com a tua presença, Pai. Ó Jesus, continua operando milagre, prodígios e maravilha na tua casa, no meio do teu povo, Senhor Jesus querido, que haja um resvelo espiritual na vida de cada um fratelo, que haja, Senhor Jesus amado, resvelo espiritual na vida de tua igreja amada, querida. Senhor Jesus querido, abençoa nosso pastor, Senhor, todos aqueles que estão na frente da obra, diácono, presbíteros, para que, Senhor, meu Pai amado, seja, Senhor, guiado por ti. Senhor, que abrir a sua boca, saia a tua palavra, Pai. Porque, Senhor Jesus amado, precisamos de ti, somos totalmente, incondicionalmente, eternamente dependentes de ti. Tome a frente, Senhor, deste trabalho. Meu Senhor, use cada um que chegar aqui como canal, como instrumento para o esplendor da tua glória. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por aquele intervento, meu Pai, que mais um intervento que o teu filho José passou, Senhor Jesus amado. Oh, meu Pai, ele está de vitória, Senhor. Mas, Senhor Jesus, um processo, mais um intervento, Deus, que tu tem dado vitória. Continua, Senhor, nos abençoando. Veja o pedido de oração da nossa sorella Mílvia. Senhor Jesus, sua nipote. Senhor, continua operando milagre, prodígios e maravilha. Te agradecemos, Senhor, por estar vendo Ana Maria aqui, Jesus amado. Quando, Senhor, sabemos que ela anda com, ó Senhor Jesus amado, um pouco, Senhor Jesus, enferma. Mas tu és o Deus de longevidade de vida. Aleluia. Tu és o Deus que faz milagre, prodígios e maravilha. E nós estamos vendo isso na vida de Ana Maria, Senhor. Meu Pai, continua, Senhor, na nossa frente. Te pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Dio per questo. Adesso vorrei invitare la sorella Gladys per fare una preghiera per la raccolta della offerta. Glória a Dio.
Pace a tutti. Signore, grazie in questa sera, Signore, te ringraziamo, te benediamo, Signore, perché sei un Dio benevolente, Signore, un Dio che provvee, Signore, un Dio, Signore, che ogni giorno, Signore, nos benedice, Signore, con la tua potenza, Signore, con la tua bontà, Signore, con tutto, Signore, che ha fatto, Signore, nella nostra vita, miracoli impossibili, Signore. Signore, oggi presentiamo avanti te, Signore, la offerta, Signore, la decima, nel nome di Gesù, Signore. Chiedo, Signore, che in questa sera, Signore, tu faccia un miracolo, Signore, nella nostra chiesa, Signore, in nome di Gesù. Che tu puoi, Signore, provvedere. Signore, che tu puoi, Signore, fare miracolo, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Che tu puoi, Signore, con la tua potenza, Signore, che la provvisione in questa chiesa, Signore, sia sovrabbondante, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Che tu fai, Signore, cosas grandes, Señor. Gracias, Señor. Te ringraziamo, Signore, in questa sera, Signore, per tutte le persone, Signore, che vanno a fare l'offerta e la decima, Signore. Che sempre, Signore, fa sovrabbondare, Signore, nel nome di Gesù. Gracias, Señor. Gracias por tutto, Señor, lo que está facendo, Señor, y lo que fará nella nostra vita, Signore Gesù. En nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amén. Amém. 26. Viva Cristo, eterna riqueza, roupa, escudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, roca mia diletta, vera mana, verità perfetta. So sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita dopo morte. Mi consola la parola santa e pura do suo amor. Viva Cristo, auto mio ricetto, dai fedeli onora benedetto, isso bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, condutor de santi, in cui vivo e vivo tutti quanti, li eletti, benedetti, dal eterno suo Evangelho. Alleluia. Glória a Dio, che Dio è con noi e questa sera possamos pregare per Ivanete, per Valdirene. Valdirene está malata. Questo pomeriggio ha parlato con me, non potendo venire, né? Mas pregamos per lei,
per fratello Giuseppe, che sta in ospedale, perché possa guarire e venire qui con noi adorarti a Dio in chiesa. Amen. Glória a Dio, fratelli, per tutti. Adesso vorrei invitare o nosso pastor Vitor per continuare o culto. Gloria a Dio. Pace a tutti, che è buono essere qui, lodiamo al Signore. C'è un cantico che da ragazzo canto, ho provato a tradurre, vedrò se la ritmica andrà bene. Oltre il granello scorgiam la pietra, oltre la pietra scorgiam il monte e le catene che van lontano. Più grande di te però non c'è nessun, non c'è nessun più grande di te, mio Dio, non c'è nessun che si paragoni a te. Non c'è nel mondo o nel cielo blu più grande di te, però non c'è nessun. Nel creato noi vediamo l'uomo, oltre l'umano vediamo l'angelo, sopra l'arcangelo e il cherubino. Più grande di te però non c'è nessun, non c'è nessun più grande di te, mio Dio, non c'è nessun che si paragoni a te. Non c'è nel mondo o nel cielo blu più grande di te, però non c'è nessun. Oltre la luna vediamo la terra, oltre la terra vediamo il sole, oltre quel sole l'immenso ignoto. Più grande di te però non c'è nessun, non c'è nessun più grande di te, mio Dio, non c'è nessuno che si paragoni a te. Non c'è nel mondo o nel cielo blu più grande di te, però non c'è nessun. Amen? Non c'è veramente nessuno più grande del nostro Dio, è vero o no? Lui è grande e soltanto Lui è grande. Amen? Mettiamoci in piedi, fratelli, leggiamo la parola di Dio stasera. Matteo capitolo 5, versetto 13. Matteo capitolo 5, versetto 13. C'è scritto così:
Vós siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Fratelli, accomodatevi. Vorrei, prima di parlare, di portare la parola, portare le buone notizie del campo missionario. Questo weekend a Pisa è stato fatto un'evangelizzazione. La chiesa lì, anche se il gruppo non è tanto grande ma sta crescendo, e loro si stanno muovendo, si muovono per portare la parola agli altri e stanno facendo evangelizzazione. Ogni giovedì sera c'è un gruppo giovanile che si raduna per studiare la parola, e c'è questo risveglio spirituale fra i giovani. Io lodo il Signore di questa benedizione e di questa opportunità che il Signore ci dà. A Monticerboli il lavoro con i bambini segue avanti. La missionaria Jamili ora non è tanto presente per causa della patente che ha iniziato a fare, e purtroppo ha dovuto prendere la decisione perché i giorni della patente qua sono i giorni di settimana e non c'è autobus per ritornare. C'è la difficoltà che nel fine di settimana non ci sono autobus e quindi non c'è modo, perché io non posso riportarla. Allora sta facendo come può, ma ho detto a lei che non si preoccupi, perché sarà questo periodo. Quanto di più studia, più avrà possibilità di avere presto la patente e ritornerà a fare la missione lì che il Signore gli ha dato, gli ha affidato. Amen. A Verona, a Legnago di Verona, abbiamo una famiglia che adesso sta portando avanti la missione insieme a noi, al consiglio direttivo della Chiesa. È una famiglia che abita a Mantova e loro vengono da Mantova per fare l'opera del Signore lì. Fanno quasi 40 minuti, 50 minuti in macchina, ma l'opera viene fatta. Il Signore sta benedendo la sua missione anche lì. Abbiamo passato un periodo molto difficile e ancora stiamo sistemando tutte le cose che avevamo bisogno di sistemare. E questo weekend, il 28 marzo, i giovani della nostra missione si raduneranno a Legnago per una grande evangelizzazione in piazza. Abbiamo preso il permesso, metteremo la tenda, ci sarà la musica, i cartelloni, i ragazzi in giro a parlare con altre persone, a pregare per le persone sulla strada, e saranno più di 20 persone lì evangelizzando. Il pulmino è già pieno, non ha più posto per nessuno, e quindi i ragazzi si stanno muovendo per fare la missione, per evangelizzare lì. Quindi preghiamo per loro che andranno là a Verona, perché possano svolgere bene la missione questo fine di settimana di evangelizzare in questa città. È una realtà molto timida l'evangelizzazione lì, perché non si fa quasi mai, però il Signore sta guidando questo gruppo che abbiamo eletto. Il Consiglio ha eletto questo gruppo insieme all'Assemblea, che è il Consiglio Nazionale Giovanile, che è un gruppo di giovani che insieme pregano, studiano la parola, pregano, e stiamo vedendo
qualcosa importante di Dio succedere fra loro. Questo fine di settimana scorso è stata una veglia di preghiera con i giovani e loro sono stati insieme lì presenti, pregando. Il Signore ha battezzato nello Spirito Santo, ha guarito. È stata una notte molto benedetta nella presenza del Signore. C'è stato un ragazzo malato e è venuto lì e loro hanno pregato per lui e è stato guarito immediatamente. Il Signore è presente quando ci sono cuori sinceri, è vero o no? E loro erano lì a pregare, ero lì anch'io fino a una certa ora e è stato bellissimo quel momento, quel tempo che abbiamo passato insieme. E a Belluno l'opera continua, il Signore sta operando lì tramite il pastore Vito, la sua famiglia, e c'è anche Agordo, che è un luogo dove 40 minuti dista da Belluno, molto freddo, in montagna, ma loro stanno facendo il culto, stanno evangelizzando in quella regione, in quella città. Amen? Continuiamo in preghiera per Agordo, per la salute della Giuliana, che non stava tanto bene il fine di settimana scorso perché c'è la ferritina bassa, perché anche lei ha fatto l'intervento di bariatrica, quindi i suoi valori a volte sbadiscono e preghiamo perché il Signore possa essere con lei e aiutarla con la salute, perché è presente nell'opera di Dio, è una donna molto presente, quindi preghiamo per lei e per tutta la chiesa lì a Belluno. Quindi sono questi il nostro resoconto in Italia. All'estero è stato anche questo fine di settimana la Santa Cena del Signore a Gothenburgo, in Svezia. Non ho potuto essere e loro hanno sviluppato la Santa Cena. È stato l'anziano della chiesa di Portogallo che è andato a posto mio questo mese e preghiamo per loro in Svezia che questo 1° aprile verrà da noi una coppia svedese a partecipare con noi delle attività e di tutto quanto svolgiamo qua per conoscere la missione, per conoscere la chiesa, perché lui sa che io vengo d'Italia, che dal Brasile, che Brasile ha iniziato quest'opera qua in Italia e che noi diamo continuità anche lì in Svezia. E quindi lui ha questa curiosità di conoscere e di vedere la missione qua in Italia e sarà con noi. Lui si chiama Christian, è un svedese, la moglie è Luanda e saranno con noi il 1° aprile fino al 6. Saranno ospiti miei e parteciperanno della Pasqua, del culto di Pasqua che sarà il 5, quindi avremo questa coppia con noi. Amen? In Albania abbiamo una richiesta importante perché il primo ministro di Albania ha deciso insieme a tutti del governo di cedere un pezzo del paese per creare uno Stato come il Vaticano, però islamico. Quindi in Albania per questi giorni verrà votato questo, questo proposito, questa proposta che se andrà bene, se verrà accettata da tutti, sarà creato uno Stato che è ancora più piccolo del Vaticano, perché il Vaticano è lo Stato più piccolo del mondo. E adesso, se viene votata, approvata questa proposta, verrà creato lo Stato islamico in Albania, che sarà la sede, dell'islamismo d'Europa. Quindi, quando Dio parla
a volte noi dubitiamo, è vero? Quando Dio parla, a volte noi dubitiamo, ma perché? Perché pastore sta andando in Albania? Ma da 2020 che vado in Albania. E c'è un proposito. Quando il Signore mi ha mandato andare, quando il Signore mi ha mandato in Albania, ho fatto il primo viaggio, ho conosciuto, ho pregato, sapevo che c'era qualcosa di Dio, che il Signore voleva qualcosa da parte mia. E ho continuato, ogni anno ho fatto lì un passo. Abbiamo conosciuto il pastore Antonio, che è un missionario brasiliano che da 32 anni svolge la missione in Albania. E lui dice, pastore, è vero che le condizioni economiche non sono tanto, ma quando ho parlato con lui, ho detto, come possiamo aiutarti? E lui mi ha detto, mandando operai. Lui oggi cura 3 chiese, perché tutte e 3 chiese i pastori hanno abbandonato Albania e sono andati in America, in Europa, e non vogliono stare più lì perché non c'è sviluppo economico, non c'è sviluppo sociale, è molto piccolo lo sviluppo e loro tendono a uscire. E quindi lui cura un gruppo di ragazzi grande, che abbiamo fatto vedere anche un video qua, il raduno giovanile che lui ha fatto, tanti ragazzi parteciparono e abbiamo anche aiutato a fare quel raduno, perché hanno passato 2 giorni in un centro della chiesa, con cibo, con tutto. Lui ha fatto tutto questo, però lui dice, pastore, cosa sarà di questi ragazzi? E lui è singolo, bisogna avere una moglie, una compagna che possa aiutarlo in questa missione. Ma lui dice, io voglio solo se Dio vuole. Ma la mia preghiera è che Dio mandi giovani pastori, coppia giovani per fare la missione, perché bisogna persone giovani forza per la missione là. Lui ha già i suoi 65 anni, non è un anziano vecchio morendo, no, è molto salutare, di salute buona, anda in bici, cammina, è molto attivo, però senti la necessità della missione dell'opera. Quindi preghiamo, fratelli, per i nostri fratelli in Albania che affrontano questa realtà. Lui è in preghiera con tutta la Chiesa in questo mese finché questa proposta venga rifiutata. Noi non preghiamo, noi non mettiamo davanti al Signore la possibilità che venga approvata. Noi mettiamo davanti al Signore la richiesta che venga proprio rifiutata. Amen? Quindi preghiamo per Albania, per i fratelli albanesi e preghiamo per tutta la missione in Europa, in Portogallo, in Germania. Pastore Renato è ancora in ricerca di un fondo per la Chiesa, perché lui condivide la Chiesa con un'altra Chiesa rumena in Germania, però loro hanno bisogno di tutta la domenica. La Chiesa rumena ha bisogno di tutta la domenica, invece loro non trovano posto e i posti che trovano costano tantissimo, 8.000, 10.000 euro al mese. Il più economico che ha trovato costava 7.000 euro, un fondo piccolino così. Tutto costa molto. A volte noi parliamo, perché si parla di soldi? Fratelli, la questione non è soldi, la questione è che Satana usa queste cose per bloccare lo sviluppo dell'opera di Dio, perché sa che quando il pastore Renato ha preso la Chiesa in mano, è stato messo davanti alla Chiesa, il gruppo della Chiesa era piccolo, perché il missionario era già stanco, non aveva tanta forza più, è in ospedale adesso, pastore Everaldo, preghiamo per lui.
perché non va bene con il cuore. E quindi, quando Renato ha preso la chiesa, c'era tanto da fare e stanno venendo altre persone nuove, quelli che c'erano continuano, ma altri stanno arrivando, sta crescendo, i giovani, non c'era un gruppo di musicisti, ora c'è un gruppo di lodi, ci sono le donne che intercedono, sta crescendo, quindi sta crescendo e Satana cosa ha detto? Devo fermare. E come vuole fermare? Non ferma il pastore, non li ferma con una infermità, perché lui è stato malato e ha continuato, non li ferma con le proposte, perché ne ha avuti tante e ha rifiutato. Allora come li ferma? Con i soldi, perché dice la Chiesa non ha possibilità. E a volte noi pensiamo, perché si parla di soldi, perché il Vangelo non è soldi, e invece non è soldi, ma Satana usa queste cose per bloccare la missione. Perché laggiù in Africa, per sviluppare una missione, bisogna di una persona. Il più difficile è la persona, perché i soldi sono i più facili per mandare là, perché €1 vale tante cose là. Tu fai una spesa con €10. Invece abbiamo mandato, quanto per Kenya? Abbiamo mandato una porzione in Kenya, che non mi ricordo adesso, e lui ha fatto tanto, ha comprato anche un camion d'acqua, pieno d'acqua, due camion d'acqua, con quello pochino che abbiamo inviato. Ma se tu mandi €200 in Germania, cosa si fa con €200? Niente. Quindi la sfida è in Europa, perché Europa è diventata una terra secca, come se avesse una blindage in francese, no? Una pellicola sopra di protezione. Satana ha messo una pellicola dove la Chiesa non può infiltrare e creare radici. Come noi cristiani stiamo sopravvivendo in Europa? Dentro o vaso. Noi prendiamo un vaso, acquistiamo un vaso, piantiamo la Chiesa in quel vaso e la Chiesa cresce dentro quel vaso, ma non cresce sulla terra. Per questo i nativi non vengono raggiunti, perché siamo tutti dentro un vaso. Non riusciamo a entrare dentro la terra. E quindi la mia preghiera è che il Signore possa rompere questa blindagem. È blindagem? No, è come se fosse una pellicola che fanno sopra il pavimento, come fanno la strada, e mettono lì quel betume. Ecco, metti quel materiale lì e la terra, il suolo è impermeabile, non entra, non arriva. Possiamo piantare un albero sopra la strada? Non possiamo, perché c'è tutta là il cimento, l'asfalto. Bisogna rompere. E lui ha pavimentato tutta l'Europa per non poter seminare. Quando noi seminiamo, gli uccelli mangiano, i sassi soffocano, le spine soffocano. È così o no? Non riusciamo a vedere frutto. Per questo Italia e Europa è conosciuto come cimitero di missionari, perché loro vengono con tutto entusiasmo per fare, quando arrivano qua 4, 3, 2 persone che oggi sono, domani non sono, che c'è, non c'è, e c'è questa tristezza. Ma il Signore ci sta dando forza per continuare, anche se dentro o vaso. Ma mi ricordo che avevo una pianta in un vaso per tanti anni, e un giorno sono andato a muovere quel vaso, la radice è uscita per quel buchino e ha penetrato la terra. Io sto credendo, Signore, se tu non ci darai tanto spazio, ma anche se avrò un buchino, io voglio essere utile
anche in quel buchino. La Chiesa sta lavorando così, con un buchino. È le entrate entrando e uscendo subito. Perché se noi facciamo un calcolo di quello che si paga di affitto di tutto nella missione, è proprio incredibile. Perché entra, esce e non riusciamo a fare altro che queste cose. E la preoccupazione, è tutto. E ci toglie proprio della tensione di fare l'opera del Signore. Ma noi possiamo fermare di fare la vera opera del Signore, che è curare le persone, evangelizzare e fare tutto. Non è facile. Chi ha una soluzione si metta al posto per farla. E oggi c'è sempre uno che c'è una soluzione per ogni problema, ma solo di parola, di azione nulla, niente. Molte parole, poche azioni. È questo che stiamo vivendo. Quindi preghiamo per la missione in Europa, che è molto difficile. In Svezia noi paghiamo quasi 2.000 euro ogni incontro che si fa. Noi che dico è i fratelli là che si radunano, io che mando la mia offerta, pastore Renato che manda la sua, il pastore di Portogallo, perché uno solo non riesce più a fare. Quindi ci siamo uniti come missione in Europa per poter rompere la terra dura, il suolo duro. Amen? Preghiamo per la nostra missione, per tutte le missioni, perché il Signore possa aiutare. Allora sta per succedere una marcia per Gesù, che stanno radunando soldi per mettere le persone dentro il palazzo dei congressi, che pagherà solo per un giorno quasi 8.000 euro per fare una... Quando la Chiesa bisogna essere fuori, è questo che vorrei trasmettere oggi. Quando i muçulmani si radunano alle cascine per terra con un pezzo di lençolo, un tappeto, e mettono una fascia per terra, e noi vogliamo le poltrone, tutti confortevoli per fare la bella figura. E quando passa, chi siamo? Niente, una storia, perché usciremo nei giornali. Ecco, solo di un giorno io voglio vedere nei giornali che c'era Paolo nei giornali di quell'epoca, quelli che capovolgono il mondo. Ecco, è questo che Dio vuole per noi, che noi siamo proprio uno che capovolge il mondo, non uno che un giorno solo è venuto nella storia, perché ha fatto una marcia con 1.000 persone, ma 1.000 persone. Per noi sembra tanto, no? La Chiesa in Brasile in un giorno raduna 5.000 persone, solo donne, solo giovani. Non può mettere giovani, donne e uomini insieme, no, perché non c'entrano. E qui ci sono persone che si vantano perché ci saranno 1.000 persone in un congresso pagando 8.000 euro. Quando c'è un gemito della terra, il suolo geme sotto questo asfalto, e noi non abbiamo né pala né ferro, non abbiamo niente. È come quei re nei deserti. Quando il Signore ha detto fate cisterne nel deserto, ha detto tramite Eliseo, fate cisterne nel deserto, perché non vedete né vento né pioggia, ma io tuttavia riempirò. Noi, almeno noi qua in questa missione, stiamo scavando senza attrezzi. E quando vediamo nelle basi missionarie, ma perché questo fratello ancora, vediamo solo i difetti, vediamo solo le cose da migliorare. Fratelli, noi stiamo scavando senza attrezzi. Avete pensato? Scavare senza gli attrezzi giusti è facile o difficile?
Io volevo piantare un alloro nel terreno della chiesa. Ho faticato tanto perché non avevo un attrezzo giusto. E ho rotto 3-4 che aveva, perché non era giusto quello. Ma dovevo fare perché la terra era dura, piena di sassi, e mentre scavavo veniva fuori i sassi grossi. È così quando scaviamo, quando pensiamo che arriviamo, quando cominciamo a scavare ancora, sassi grossi, che per muovere ci vuole tanta fatica. E quando ho finito 2 giorni di lavoro, ho piantato solo un alloro. È facile? Non è di spinta, non è di una facile spinta, ma comunque noi seguiamo. Amen? Questo è un resoconto della missione che vorrei portarvi, e ora meditiamo sulla parola di Dio, che ci chiama proprio a essere sale della terra e la luce del mondo. Molte volte noi, quando meditiamo su questo testo, Matteo capitolo 5, versetto 13 al versetto 16, noi parliamo molto del credente essere la differenza, no? Quante volte abbiamo fatto uno studio biblico parlando di sale della terra, luce del mondo, portando sempre un riferimento al cambiamento, alla trasformazione. E se noi analizziamo con un'altra prospettiva il testo, noi vediamo la proposta di Gesù, che è molto di più. Una proposta che ci fa essere una influenza cristiana, che ci fa essere un corpo presente, non assente, un membro presente, non assente. Quando il testo dice sale della terra, l'abitudine ebraica, il sale era molto importante e è ancora molto importante per tutti hanno a casa, ma costa così poco che a volte noi dimentichiamo di comprare, è vero? Noi compriamo, ma chi compra 2, 3? Pochissime persone, no? Chi compra 2 scatole di sale? Difficilmente. La Milvia che si prepara per la guerra magari è pronta con sale. Perché noi compriamo poco, perché se compriamo molto, con il tempo diventa insipido. Da noi succede così, e anche nell'antico era così. Loro mettevano i sali insieme e succedeva di alcuni perdere il suo effetto di salare, no? Non salava più, era molto più insipido, non c'era sapore, quindi era come la sabbia. Però quando loro scaricavano i sali dei carri, le buste grandi di sale che loro consegnavano questi sali a chi? Al sacerdote, come offerta anche per sostegno dei leviti del tempio. Allora, quando loro davano i sali, io non sapevo di questo. Ho studiato il Bini che ha parlato, dicendo che tutte le persone che portavano un'offerta portavano anche sale. Non sapevo. Era come fosse un obbligo, era come se il sale fosse un ingresso al tempio, ossia tutte le offerte venivano accompagnate insieme al sale. E quando loro scaricavano il sale cadeva per terra, veniva giù qualcosa del sale, si perdeva. Infatti quando andiamo dal supermercato, che prendiamo le scatole, c'è sempre perdita di sale, perché è molto fino e quindi lì si perde, perché la scatola non è tanto precisa per tenere tutto il sale, si rompe e succede questo. E anche nell'antico, quando loro scaricavano, veniva giù il sale, più il sale grosso, e si mescolava con la terra.
e quando si mescolava con la terra, si perdeva, non si poteva separare, era uno solo. Quando Gesù dice, voi siete il sale della terra, è quello, io non vi posso togliere dalla terra, perché quel sale della terra, lui non si riferiva al sale del mondo. Lui non si riferiva al mondo in quel momento. Lui faceva paragoni proprio a quel sale che cadeva per la terra, che era salato, ma non era insipido. Era peso, non si poteva più usare per altri fini, ma era sale. Non si poteva raccogliere perché era sale, ma nel momento in che pioveva, il sale era sale e la terra era terra. Quindi la differenza veniva dopo ciò che succedeva alla pioggia. Quando qui in Europa che c'è la neve, cosa fanno? Mettono sale sulla strada. Perché? Perché quando verrà la neve non rimarrà lì, si scioglie. Perché? Perché c'è sale, ma noi non vediamo, ma quando guidiamo la macchina, vediamo sul vetro tutto il sale che viene sul vetro e quando secca non è più fango, c'è quel bianco del sale che era quasi invisibile, ma c'era presente. E per causa del sale si evita tanti incidenti, è vero o no? Quindi quando Gesù parla di questo sale della terra, lui si riferisce a quel sale che cadeva mentre si scaricava i carri e rimaneva per terra e non poteva raccogliere. Bini mi ha spiegato proprio così, non sapevo che Gesù parlava proprio del sale della terra, quel che cadeva. Pensavo, tu sei il sale della terra parlando del mondo, ma nell'originale terra qua è terra, non è il mondo. Infatti c'è differenza nella traduzione del greco mondo e terra. Quindi terra è proprio l'ambiente, è la terra, è il suolo. E Gesù ci parlava di questo aspetto, che noi non verremo separati da ciò che è terreno. Noi dobbiamo convivere con ciò che è terreno. Noi dobbiamo camminare in questo mondo crudele, difficile, miserabile, questo mondo egoista. Ma nonostante camminiamo insieme, o meglio, nello stesso ambiente, non insieme, nello stesso ambiente, noi siamo sale. Lui continua, se il sale diventa insipido, di che lo si salerà? Con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Questo è quell'altro sale, non quello che si perdeva, quello che si cadeva quando si scaricava i carri con le buste. Non, questo è altro che non serviva più. È quello che non c'era più valore. C'è differenza fra quelli che cadeva, ma cadeva buono, è vero o no? Perché nello scarico cadeva per sé, perché la busta non li conteneva. Mi fa ricordare dei pesci che Pietro con i discepoli tirava su, ma la rete non era sufficiente. Ci sono cose che Dio fa nella nostra vita che noi non capiamo, come le reti dei pescatori non sono riusciti a tenere tutti quei pesci, stavano per rompersi. Anche il sale che teneva, anche le buste che tenevano il sale non erano sufficienti per tenerli lì e il sale cadeva per terra. Quindi, facendo paragoni a queste due cose, vorrei dire che il Signore lascia anche che noi andiamo
seguendo un percorso che Lui definisce. Ma ci sono altri che il Signore mette in un altro posto a fare un'altra cosa. Un esempio, la busta di sale che scaricava, che rimaneva là, ma doveva salare. Non poteva perdere il suo proposito, sapore. Perché sempre sale, ma senza proposito è un sale inutile. E a volte quel sale che è nel salero o nel contenitore, noi guardiamo più, noi ammiriamo più, c'è più valore perché è lì. E quello che è per terra non vediamo, è invisibile, ma Dio usa sia l'anonimo che il visibile. Cosa voglio dire con questo? La Chiesa di Gesù, fra la Chiesa ci sono gli anonimi e i visibili. Quei visibili chi sono? Sono gli operai che sono nella prima linea, stanno lì a lavorare, a servire, ma ci sono anche gli anonimi che non hanno la nomina di diacono, che non hanno la nomina di presbitero, che non hanno la nomina di pastore, ma sono utili se sono anche sale. Quindi quello che è presente, visibile, è importante, ma anche ciò che noi non vediamo tanto è importante, serve. Perché la Chiesa non è fatta solo di quelli. Immaginate se quei sali che usiamo per la cucina fossero messi per terra. Pensate così? Avete già pensato così? Se le persone che lo spassasale buttasse per terra quei sali che usiamo in cucina, sarà che loro usano quello? Quello che va in lavastoviglie è lo stesso? C'è un valore diverso, è vero o no? Vale di meno, quello vale di più, quello vale il costo, perché è più lavorato. Quell'altro non è più lavorato, quell'altro è meno lavorato, è più rustico, ma tutti hanno un valore. Tutti possono e devono essere utili, ma se tu non hai un proposito, se tu non compi il tuo proposito, allora quello che è gettato e calpestato era differente di quelli che erano caduti, che cascavano perché i contenitori o le buste non riuscivano a tenerli, quei granelli. C'era differenza perché quelli che cadevano perché le buste non erano sufficienti, abbastanza forti. Ma lì facevano il suo proposito. Invece l'insipido, se tu lanci, non fa niente. Se casca la neve, non sciogli la neve, perché non c'è più suo valore. Non c'è più la sostanza, non è sale, è un sale senza sapore. Se non sala, non può sciogliere la neve. Se non sala, non avrà effetto. E quindi di che vale essere su un piano visibile e non avere valore, perdere il valore? È meglio essere quel che è cascato lì. E molte volte noi nella nostra vita ci promuoviamo superiori, ci mettiamo al posto superiore di persone che sono superiori agli altri, quando a volte siamo in un livello ma non abbiamo i valori che dovevamo avere. Gesù continua nel versetto 14
dopo che parla del sale, rinforzando i valori, dicendo: voi dovete mantenere i valori, non importa il livello che siete. Se siete quei che è cascato prima, ossia, se siete quello sale che è per terra, se è il sale che serve al sacerdote, non importa quale tu sia, importa che tu abbia un valore, perché sale parla di cose interne. I valori sono cose interne, è vero o no? Quando parliamo di valore, parliamo di colore, di bellezza, di visibile, di estetica. Quando parliamo di valore, parliamo di cose interne. Cose che non si acquistano in supermercato. Cose che non si acquistano in una immobiliaria, no, su Temu o su Amazon, no. I valori si acquistano nella presenza del Signore, seguendo la parola del Signore, come sta scritto in Atti capitolo 2, che la Chiesa perseverava nell'insegnamento degli apostoli. Quando parliamo quali erano i 4 pilari della Chiesa, noi vogliamo dire la Chiesa perseverava nel rompere il pane. Ci sono persone che sono più propizie al servizio, altri non, perché la Chiesa perseverava nella preghiera. È vero rompere i pani, è vero la preghiera, ma prima di tutto loro perseveravano in imparare, in ascoltare gli insegnamenti degli apostoli. Perché la parola dice insegnamenti degli apostoli? Perché loro erano il canone biblico vivo. Amen? Loro erano il canone biblico vivo. Dopo questo canone è sviluppato, è cresciuto, ma fino lì la parola era solo la parola orale, verbale. E loro dovevano portare ciò che Gesù aveva insegnato. Noi oggi abbiamo la beatitudine, il Monte Hermon. Che bello quel monte, dove Gesù ha fatto il suo discorso teologico profondissimo, le beatitudini, aggiungendo ai suoi valori, perché le abitudini parlano di valore, è vero o no? Perché se abbiamo valore, abbiamo spiritualità. I valori non sono integrità, perché integrità a volte diverge dai valori. Una persona può essere integro che non parla una bugia, ma nonostante non parla una bugia, non parla neanche la verità. È omesso. È integro perché non menti, ma è omesso. Quale valore c'è questo? È vero o no? Avete capito la differenza? Quindi, quando Gesù dice a loro, sale della terra, Gesù parla di valori. La Chiesa, voi dovete avere valori. Valori che siano evidenti, valori che siano importanti, valori che siano presenti quotidianamente. Ancora Gesù parla nel versetto 14, voi siete la luce del mondo. Allora lui non parla più di terra, parla di mondo, globo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce, versetto 16, davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Allora cambia il discorso di Gesù, o meglio, non cambia, continua. Perché l'opera salvifica dello Spirito Santo nella nostra vita lavora internamente per portare effetti esterni, perché è l'opera
di salvezza comincia dentro. Il regno di Dio dove nasce? Nei nostri cuori. La parola dice che noi abbiamo fede perché abbiamo ascoltato cosa? La parola di Dio. E quando ascoltiamo la parola di Dio, il tasto della fede è pigiato e lo Spirito Santo comincia a cercarci, a parlare, perché quando la parola bussa alla porta, Gesù ha detto, io sono alla porta e busso. E Gesù cos'è? La parola. E Gesù, essendo la parola, sta bussando la porta. Milvia mi ha detto che da tanto parlava a suo nipote di Gesù, ma io credo che lei nemmeno si aspettava una sorpresa di questa, perché la parola è efficace, la parola porta effetto, la parola, la Bibbia dice, è martello che sbriciola la pietra. Un sasso grosso così, diciamo, ma qui difficile romperlo, ma c'è un martello. Se tu vai con il tuo martello tu non ce la fai, ma c'è un martello di Dio, che è la parola. E tu devi parlare, tu devi continuare a parlare, perché nel momento giusto verrà, nel momento giusto succederà, nel momento giusto accadrà. Perché la parola, la Bibbia dice, non tornerà vuota. È vero o no? Anzi, farà ciò che è stata designata a fare. Il Signore usa la parola per creare la parola, per portare vita. E quindi quando noi annunziamo la parola, noi non dobbiamo preoccuparci con i risultati. Lanciamo la parola e preghiamo, come sta scritto in Eclesiastes 11. Lancia il tuo pane sulle acque. Quanti giorni dopo? Dopo molto tempo ne ritroveremo. E continua a dire, semina il tuo seme e non togli la mano di sopra, perché tu non sai se quello o quell'altro germoglierà. È vero o no? Non abbiamo controllo sui risultati, ma noi abbiamo controllo e possiamo fare ciò che è necessario, annunziare. Quando Gesù parla del sale, lui parla di ciò che aggiunge a noi. E quando lui parla di luce, lui parla di ciò che noi aggiungiamo agli altri. Quando parla di sale, lui parla di valore che ha aggiunto a noi. Quando parla di luce, lui parla di ciò che noi aggiungiamo agli altri e cosa noi stiamo aggiungendo agli altri. Mi fa ricordare i 12 spie di Israele, principi di Israele, uomini pii in Israele, che sono scelti in ogni tribù per rappresentare ogni tribù. E quando quella tribù è stata rappresentata da quel principe, doveva sviluppare una missione. E qual era la missione che dovevano sviluppare quegli spie? Andare alla terra promessa in Canaan per vedere cosa succedeva e cosa c'era lì. Loro cercavano di portare un resoconto di ciò che c'era in quel paese e portava lì la parola al popolo, perché la parola veniva detta da loro. Ma qual è stata la parola detta da loro? Una parola che ha rattristato, una parola che ha scoraggiato i cuori del popolo. Dei 12, 10 uomini hanno
ha avuto una parola di scoraggiamento. Soltanto 2 che ha portato un resoconto diverso. Domando, cosa stiamo aggiungendo agli altri? Santo Agostino, o meglio, San Francesco d'Assisi, ha detto che dobbiamo pregare sempre, se possibile con le parole. Avete capito cosa voleva dire lui? Dobbiamo predicare sempre, se possibile con le parole. Ossia, né sempre le parole porteranno effetti, ma la nostra vita, la nostra condotta e ciò che siamo con Dio porterà frutto, effetto. Quando Gesù dice che la vostra luce risplenda, Gesù sta dicendo, io vi ho aggiunto la luce. Chi è stato chiamato luce? Giovanni il Battista, Paolo, Gesù stesso. La profezia di Isaia parla di che? Di Giovanni il Battista come luce per il popolo ebreo. Quindi, quando Gesù parla lì che risplenda la vostra luce, lui non parla di una cosa che appartiene a noi o che possiamo controllare il noi, perché luce sarà sempre luce. Ciò che il Signore ci ha dato non possiamo trattenere, non possiamo tenere solo per noi. Non possiamo avere una chiesa egoista o essere una chiesa egoista. Perché c'è la dottrina di una volta salvato, salvato per sempre, che spinge questo egoismo alla chiesa, che spinge alla chiesa a questo egoismo, di non risplendere. Perché? Perché tanto sono già salvato, tanto sono già sale, luce non ho bisogno essere. Ma Gesù non si ferma parlando che siamo solo sale. Gesù dice, voi siete sale, ma voi dovete essere anche luce. Se lui volesse che noi fossimo solo sale, eravamo solo sale. Ma lui ha aggiunto molto di più quando ha detto, io voglio che voi siate luce. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Gesù sta dicendo, chi è in me non può lasciare di fare il suo compito evangelistico. Non può lasciare di fare il suo compito evangelistico. Ma quando parliamo di evangelizzazione è una cosa che sconvolge la gente. Prima perché Satana ha messo un semi che evangelizzazione non funziona. Questa è la più grande bugia di Satana, che ha detto alle persone di bugia proprio, che ha detto alle persone per convincere le persone che non c'è valore in evangelizzare. Se io faccio una raccolta oggi e dico, fratelli, facciamo una raccolta economica per inviare soldi per un camion di acqua in Africa, io sono sicuro che avrò 3 camion, non 2, né 1, perché siamo sensibili a queste cose. Ma se dico, fratelli, devo mandare un fratello in Africa per evangelizzare in Africa, ma che va a fare? È più utile che si mandi soldi là e loro comprino cibo, compri questo, compri quell'altro? Perché noi siamo entrati nel sistema che spegne la luce. Un sistema che non conosce il Vangelo, un sistema che conosce soltanto benessere, favore, una vita confortevole. E quando non c'è una vita confortevole, allora c'è pena, perché l'assenza di conforto
è sinonimo di pena. Quando ho visto persone povere dire io non ho niente ma ho Gesù. Persone che abitavano in una casa che fra la casa e l'abisso c'era meno di 1 metro. E se venisse una pioggia, buttava giù la casa. Era la condizione di vita, ma che era felice, che serviva al Signore, che lodava Dio, che usciva per la strada evangelizzando, dicendo Gesù è buono. Noi abbiamo difficoltà di dire che Gesù è buono, perché Gesù è buono solo nel comfort. Gesù è buono solo quando tutto va bene, quando abbiamo salute. Io ho detto qua in tutti i momenti della mia storia di questo anno, in tutto il momento Gesù è buono. Satana non ha mai sentito dalla mia bocca io dicendo che Gesù non era buono, a lamentarmi, a dire lui non mi vuole guarire, io giacerò in questa condizione. Non ha mai sentito, perché io sono grato al Signore per ciò che ha fatto nella mia vita. E sa cosa Gesù ha fatto nella mia vita? Non mi ha portato in Italia. Ciò che Gesù ha fatto di grande nella mia vita è stato quando mi ha salvato. E sono stato salvato perché ho sentito la parola che un gruppo di giovani usciva per la strada e evangelizzava in quella domenica pomeriggio, e mi hanno parlato del Vangelo quando io conoscevo un Gesù crocifisso, non conoscevo il vero Gesù, non conoscevo il Gesù al profondo, ma in quel pomeriggio loro sono stati strumenti per togliere la benda dai miei occhi, e io ho avuto desiderio di conoscere ancora. E Gesù nella teofania si è presentato a me, perché teofania vuol dire Dio che si rivela, e il Signore che vuole rivelarsi è presente. Alleluia. Ma noi non diamo valore à evangelizzazione, né facciamo, né aiutiamo a farla, perché a evangelizzazione si fa pregando, contribuendo e andando. Pregare, né tutti vogliono pregare, perché quando hanno tempo di pregare, pregano per la salute, pregano per questo, pregano per quello, per i soldi, per i pagamenti, per questo, per quell'altro, ma non si prega per che Dio alzi lavoratori, perché Dio rinforzi i predicatori, perché Dio apra la bocca della Chiesa per parlare, la Chiesa che tace, la Chiesa che è omessa, complice di questo mondo, amanti di se stessa, che vivi un Vangelo di convenienza. E veniamo perché vogliamo Dio. Fratelli, noi siamo chiesa ovunque. Noi veniamo in questa sala per ricevere insieme una porzione, ma questa porzione tratteniamo come la manna che non può rimanere per l'altro giorno. E cosa succede? Mangiamo quel giorno e passiamo fome tutta la settimana. Mangiamo quel giorno, ma passiamo fame. Come il Vangelo ci sazierà? Come il Vangelo ci sazierà? Se noi mangiamo solo quella volta e dopo non ci interessa più. Non siamo vittime. Siamo infratori. Non siamo vittime, siamo infratori, perché siamo debitori.
facciamo poco o quasi niente. Quanto tempo dedichiamo à preghiera? Dov'è la luce nella preghiera? Quanto tempo ci dedichiamo a pregare perché Dio rinforzi, dia condizioni ai fratelli che si sono messi disponibili a andare, già che io non vado. Quanto tempo noi preghiamo per un missionário? Quanto tempo noi preghiamo per i ministri? Quanto tempo noi spendiamo a pregare per i lavoratori? Ma hoje cresce la ricerca per le persone che guariscono, la ricerca per le persone che operano miracoli. Ma qual è il proposito che tu vuoi essere guarito? Qual è il proposito? Perché io mi senta meglio. Fratelli, se io devo guarire per rimanere fermo, che io muoia. Se io devo essere guarito per rimanere condividendo solo video, reels di Instagram, che io muoia. Perché se io muoio è lucro, perché vado dal Signore e così non sono un peso, perché qui non c'è uno che non fa. Qui, quando non facciamo, noi siamo di inciampo. Qui non c'è spazio per chi non fa. Nel regno di Dio, quando dico qui, non dico in chiesa Sheadamiti, dico nella linea, nell'esercito di Dio, non c'è spazio per un soldato che non fa. Tutti devono fare. Nella infantaria, si chiama così, infantaria dell'esercito, nella infanteria, nella fanteria ci sono i soldati, ma ci sono quelli che puliscono le armi, che mettono polvere, la polvere, come si chiama? La polvere da sparo, che ricarica, c'è quello che prepara da mangiare, ci sono gli infermieri, tutti sono coinvolti, è così o no? Perché nell'esercito di Dio non può avere uno fermo, perché un fermo, uno che è fermo è di inciampo. E noi non possiamo essere di inciampo. E per fare l'opera di Dio non c'è età. Quando il Signore ha detto abbia luce, Bereshit, la parola, ci sono 3 sillabi, Bereshit. Lui entra in un profondo dicendo il proposito del Vangelo. E qual è il proposito del Vangelo? Quando il Signore ha detto abbia luce, il Signore dice che abbia una trasformazione. E Bereshit vuol dire giustamente questo, Ber, che è sinonimo di casa. Quando c'è questa lettera ebraica, Ber, Bet, è casa, parla di casa. Reshi, che è Rosh, parla di testa, coscienza, mente. It è un aggiuntivo per diminuire, si usa, se parla di nero, nerit, allora nero è mi sono dimenticato ora, ma se parla di una cosa, una sedia, una seggiolina, quindi ina vuol dire il diminutivo, it nell'ebraico giustamente è questo, è dicendo
voi che siete piccoli, ma nonostante i piccoli, la rivelazione a voi è stata data. Ossia, il Signore prima non ha aggiunto, perché il libro, i canoni, sarebbe impossibile farci comprendere tutta la dimensione di Dio, ma Lui ci ha dato la porzione giusta. Il Signore vuole dire cosa con questo? Che noi, quando Lui ha detto abbia luce, Lui ha detto nella piccolezza vostra avete una mente trasformata. Comprendete il proposito. E qual è il proposito che Gesù è venuto se non per salvare gli uomini? E qual è il proposito che la Chiesa è stata fondata se non per essere l'ambasciata dei cieli sulla terra? Ma che ambasciata è questa che non opera, non difende, non combatte? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, non davanti a voi stessi, perché noi siamo molto bravi qua dentro a parlare, ma nel greco ecclesia vuol dire uscire fuori. La Chiesa non è intra, è esterna, fuori. Perché intra c'è già lo spirito, intra c'è già il contenuto, siamo già pieni. E cosa fare con ciò che riceviamo? Condividere, risplenda, vuol dire condividere, è vero o no? Le vostre buone opere. E noi pensiamo che buone opere è magari prendere una busta di una anziana o di un anziano e portare a casa. Quello è buono anche. Quello è un aspetto integro, sociale. Ma Gesù non parla di aspetto sociale qua. Perché a volte per essere Chiesa saremo anche antisociali. Saremo contro il sociale per essere Chiesa. Perché il sociale vuole che noi mettiamo no. Socialismo, sociale, sono le parole che sono tutti familiari. E a volte per essere Chiesa non saremo sociali. Perché quando si combatte non c'è socialità. Perché la Bibbia dice che non ci sarà amicizia fra tenebre e luce. A volte dovremo essere proprio antisociali, quelli che disturbano, che capovolge il mondo, che disturba gli altri con il messaggio. Ma la parola dice che chi crederà sarà salvato. Come udiranno se nessuno predica? Come predicare se nessuno si disponibilizza a andare? Noi siamo molto bravi in preoccuparci con il giorno di oggi. Quando Gesù parla in Matteo 6,33, Gesù parla proprio ai discepoli, a quelli che erano con Lui, a quelli che vivevano lì assieme a Lui. Persone che dovevano avere già un livello spirituale molto avanzato, ma ancora erano amanti di se stessi, si preoccupavano molto con i giorni a venire. Fratelli, quando capiamo il nostro livello, quanto più preoccupati siamo con il futuro, meno spirituali siamo. Perché chi è spirituale non si preoccupa con il futuro.
Ma io non sto dicendo come critica, come giudizio, io parlo a me stesso. Infatti dico a casa e dico ai miei amici, io sono proprio preoccupato, perché oggi sono nei miei giorni carnali. Devo pregare, devo digiunare. Perché quando prego e quando digiuno, la parola che ho letto viene a fare effetto nella mia vita. Allora comprendo la dimensione della parola e la ricevo in me. E quindi mando via lo spirito di dubbio, di paura, di timore. E mi arrendo ai piedi del Signore dicendo, so che i miei giorni sono contati e sono nelle tue mani, non avrò paura di niente. Paolo ha detto, né pesti, né fame, né spada, nessuna cosa ci allontanerà dell'amore di Cristo, di Dio che ha in Cristo Gesù. Ma quando i nostri interessi non sono in cercare questo amore, la Chiesa diventa un'associazione soltanto. Un'agenzia. E noi diventiamo soci. E io non sono socio organizzazionalmente, ma sono membro. Perché il membro è partecipe, si muove. Un può avere un membro fermo? Se uno ha un membro fermo, cosa succede? Una granghena, no? E si deve tagliare. Perché un membro non riesce a rimanere fermo nel corpo. Marcisce, deve essere tagliato, perché se no fa male tutto il corpo. Quindi risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere, queste opere che è il Vangelo in effetto nella nostra vita. Le buone opere, il Vangelo è evidente nella nostra vita, è evidente in tutto. Nell'essere, nel parlare, nell'andare. Quando la parola dice andate per tutto il mondo, a volte noi pensiamo che questo è un imperativo, non è in gerundio. Nell'originale greco la parola vuol dire andando. Ossia, nel tuo andare e tornare, che tu annunzi il Vangelo. È quello che il Signore ha determinato. Non ha detto a loro andate per tutto il mondo, no, nel vostro andare annunziate il Vangelo. L'ordine non è andare, perché andare noi andiamo molto. C'è chi cammina molto, ma cammina lontano da Dio. Gesù dice nel vostro camminare, l'imperativo viene lì, annunziate, allora lì è imperativo, annunziare. E Paolo ha rinforzato questa parola. In Romani 9,16, se non mi sbaglio, o 16,9, dice, se annuncio il Vangelo, ho questo obbligo. Perché mi è stato imposto. Lì sia un imperativo, obbligo. Un credente deve. Non ci piace sentire questo deve, no? Ma questo è ordine, è imperativo. Invece andare no, tu puoi scegliere. Sì, tu puoi scegliere. Cosa fai? Cosa fare? Tu puoi scegliere. Ma in qualsiasi cosa che farai, devi annunziare il Vangelo, perché facendo così le persone glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Allora quando noi annunziamo, viene gloria a Dio, succede gloria a Dio, e noi vedremo, Milvia, in nome di Gesù, tuo nipote, e sarà per la gloria di Dio. Tu hai potuto andare da lui? No, ma tu hai parlato, tu hai telefonato. Né sempre il camminare sarà camminare. Fratelli, missione si fa andando, pregando e contribuendo.
Che il Signore possa oggi sbloccare ogni cosa nella nostra vita. Che il Signore oggi possa sbloccare lo spirito di timidezza, mandare via lo spirito di timidezza, che il Signore possa sbloccare lo spirito tirchio che c'è nella vita di alcune persone, che possiamo essere generosi al Vangelo, all'opera del Signore, non solo alle buone cause, no? Perché non esiste una causa migliore che la causa del Vangelo, perché la causa della fame è buona, ma Gesù ha detto non è soltanto di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi lui mette il Vangelo, la parola superiore. E io non voglio mai che questa chiesa raccolga soldi dicendo fratelli facciamo una raccolta per essere generosi con la chiesa. La chiesa non ha bisogno di elemosina. Noi offriamo con gioia, non per necessità, ma per gioia, perché il nome del Padre venga glorificato. La tua offerta deve essere per la gloria di Dio, sì o no? Le tue preghiere devono essere per la gloria di Dio, sì o no? Il tuo ministero svolto deve essere per la gloria di Dio, sì o no? Quindi risplenda la vostra luce. È questo che ci dice il Signore stasera. Dobbiamo essere sali, pieni di valori spirituali, ma dobbiamo essere luce che risplendi, non offuscata, non nascosta, ma evidente. Amen? Che questa evidenza lo Spirito Santo possa portare oggi nella nostra vita e che noi possiamo uscire dal posto nascosto al posto di evidenza nel Vangelo. Essere evidente non vuol dire essere protagonista, essere stella, un pop star. Essere evidenti vuol dire essere partecipi. Amen? Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Mettiamoci in piedi, non so se ci sono gli avvisi. Allora, c'è qui un ringraziamento che dice della sorella Ivanetti. Ringrazio alla Chiesa che ha pregato, l'intervento che Giuseppe ha fatto stamattina è andato bene. Amen? Uno chiede preghiera ma torna per ringraziare. Amen? Lei ha mandato un bigliettino ma speriamo lei qua con lui per ringraziare. Amen? C'è una sorpresa. Il 18 è stato il compleanno del fratello Talis, del nostro presbitero. Abbiamo fatto domenica scorsa e abbiamo pregato per lui, ma oggi preghiamo di nuovo, non importa, no? Ogni preghiera è importante, è vero o no? Io non smetto di pregare e se uno prega per me io dico continua a pregare, io sono bisognoso della preghiera. Amen? Francesco, con tutti i suoi sbagli dogmatici, era una cosa che ammiravo in lui, che alla fine del suo discorso diceva pregate per me. Quello di tutto, perché la Bibbia dice trattieni il buono, no? Ecco, quindi tratteniamo il buono e quello che non serve, via. Fratelli, bisogna fare l'iscrizione per il raduno del 1 maggio e noi abbiamo chiesto un contributo da 10 euro per aiutare nella sistemazione di tutto il raduno, perché ci sarà cibo, ci sarà tutta l'organizzazione, il materiale e quindi abbiamo chiesto un contributo da 10 euro per poter gestire l'evento. Amen? Per non chiedere Milvia porta un questo, Tizio porta un quell'altro, quindi con quei soldi noi gestiremo quello che si farà e saremo tutti tranquilli. Ci sarà una squadra che farà questo, farà quell'altro e avremo tutto il programma sviluppato in quel giorno. Va bene? Quindi bisogna
parlare con la Jessica per iscriversi, perché abbiamo bisogno del numero preciso di persone che saranno per poter fare tutte le cose. Noi siamo molto abituati, maleducati, di fare sempre le cose all'ultimo e bisogna migliorare, vero o no? Perché se noi siamo un pochino svelti, allora andiamo lì, io ci sarò e faccio la mia iscrizione e così abbiamo un numero preciso. Ma io sempre devo cucinare di più perché non si sa quante persone vengono. E per me è difficile perché a volte rimane e si spreca o uno mangia più perché c'è troppo e non va bene perché non è così che si fa. Quando andiamo da un ristorante mangiamo la porzione giusta e basta, è vero o no? Quindi come cristiani e figli di Dio facciamo tutte le cose anche regolari, ok? Quindi cercate la Jessica per fare l'iscrizione per 1° maggio, ok? C'è tempo, ma non lasciate all'ultimo, perché per noi sarà proprio un problema non avere un quantitativo giusto per lavorare, per sapere cosa faremo. E chi lascerà all'ultimo magari rimarrà senza materiale. La persona dirà, ma non importa, nel giorno importerà. Si importerà nel giorno che non avrà il materiale, perché stiamo preparando materiale perché tutti possano ricevere. Amen? Vediamo questa sorpresa. Allora, lei proverà e quando sarà domenica farà vedere di nuovo. Mettiamoci in piedi e preghiamo per il nostro presbitero, che
che ha compiuto anni. Preghiamo per la Priscilla anche che ha compiuto anni. Preghiamo per me che ho compiuto anni. Non ho ricevuto una preghiera della Chiesa. Ragazzi, questo mare tira solo per sé, ma va bene. Mio pastore mi ha chiamato, ha pregato per me, la Chiesa in Brasile era tutto insieme là che faceva una grande preghiera, ma riceverò la preghiera della Chiesa il 1° maggio. I fratelli volevano fare un culto di gratitudine insieme. L'11 aprile ho chiesto che non facesse, che lasciasse tutto al 1° maggio, perché così saremo già tutti insieme il 1° maggio, e allora in quel giorno pregate per me, perché pregate già sempre, e quest'anno non faremo un culto così come abbiamo fatto questi anni. Invece lì in mezzo al raduno ci sarà un momento dove la Chiesa pregherà per me e per Priscilla. La preghiera è sempre importante e io ringrazio Dio per ogni cosa, e ringrazio Dio per ogni manifestazione di affetto al mio favore. È stato un giorno molto gradevole per me, il mio compleanno, perché non sapevo che ero così amato. So che sono amato dal Signore e che tante persone mi vogliono bene, ma non sapevano che tantissime. E ringrazio Dio per questi anni che siamo insieme e che ho ricevuto queste manifestazioni di auguri, di affetto, le preghiere, i versetti biblici che mi hanno inviato per la mia meditazione. È stato molto importante per la mia vita, e ringrazio tutti che hanno manifestato e che hanno chiamato, parlato, scritto. Quindi ringraziamo Dio per la vostra vita, tanto io quanto Priscilla. Preghiamo per Thales, il versetto ho già dato, continuiamo pregando per lui perché possa avere tutta la sua sistemazione e che il Signore possa aiutarlo. Di ginocchio è meglio, no? Di ginocchio è meglio. Se uno dice prego per te, pastore, eu me metto subito in ginocchio. A volte sono a casa, mi metto in ginocchio, prendo la mano di Ana Maria, metto sulla mia testa, prega per me qua, Ana Maria. Perché ci sono persone che, não, mas perché il ginocchio è umiliazione. Io voglio proprio umiliarmi, perché non sono niente. Amen? Preghiamo per il nostro presbitero. Padre Santo, ringraziamo, Signore, per la tua presenza, per tutto quanto hai fatto. Continua con noi, ti prego per la vita di Thales, che ha compiuto il 18 un anno in più nella tua presenza, e vogliamo, Signore, lodarti perché i suoi anni sono di benedizione per tante persone, inclusive a noi, Signore, che siamo la Chiesa qua in Italia e che godiamo della sua amicizia e anche della sua fede che dimostra e che vive costantemente in mezzo a noi. Ti ringrazio per la sua famiglia. Signore, ti prego che tu possa aiutarlo in ogni bisogno suo e che il tuo nome sia glorificato nella sua vita, sia presente che nel futuro. Continua con la tua Chiesa, continua con il tuo popolo, continua, Signore, a assistere Giuseppe in quella situazione, continua a assistere Anna Maria che è qui, ma bisogna anche di te, a Milvia e tanti altri. Ti prego per la famiglia di Remo che non c'è stasera. Tu, Signore, sai di ogni cosa, che non sia nessun male, ma che ogni impedimento, ogni difficoltà possa essere rimossa per la tua gloria. Benedice il tuo popolo oggi e sempre. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi oggi